Chioggia e Venezia. Le direttive Agenas e la Clinical Competence prevedeva che fosse portato tutto dove si fanno più di 150 interventi annui, quindi a Mestre. È stata trovata una formula per permettere di mantenere il servizio sul territorio a Chioggia e a Venezia, quindi di poter utilizzare la sanità territoriale. Dopo la vittoria ottenuta per il mantenimento degli interventi di senologia all'interno dell'azienda USL 3 Serenissima, il consigliere regionale del Partito Democratico, Jonathan Montanariello, lancia un appello all'utenza affinché si scelgano i reparti di Chioggia e Venezia. Io lancio un appello ai cittadini. Scegliamo i presidi territoriali in modo che la nostra battaglia fatta dalle città intere possa avere un senso. Non vorrei che con questa formula trovata si trovi il modo per mantenere i presidi territoriali per questo tipo di intervento e dopo magari tutti optano per Mestre e tra qualche anno qualcuno ci verrà a dire che siccome erano talmente irrisori i pazienti operati nei presidi territoriali non c'è nessun problema ad accentrare tutto nell'ospedale di Mestre. Il consigliere sottolinea l'importanza di mantenere un numero sufficiente di interventi nelle due città per evitare una futura sospensione del servizio. Lancio un appello ai cittadini di Venezia e Chioggia affinché ci diano una mano a dar senso a questa battaglia che possa proseguire e mantenersi anche nel tempo.